Avvocato Falcone, presidente di Neotalia. Un minuto per spiegarci il futuro dell'impianto di questo Assizio. Oggi è stato presentato il piano industriale di Neotalia che mira a trasformare l'impianto di Busto in un vero e proprio impianto volto all'economia circolare, dove il primo elemento importante è investire per fare in modo che l'impianto non bruci più rifiuti indifferenziati, ma vada ad aumentare la sua capacità di recuperare materia, di togliere scorie e ceneri dall'ambiente e trasformarli in prodotto. Un investimento importante di 100 milioni di euro che vuole proiettare quest'area industriale tra le migliori aree industriali del Paese, votata ovviamente alla sostenibilità e all'economia circolare. L'altro elemento abilitante: questo piano funzionerà solo ed esclusivamente se i comuni andranno ad una raccolta differenziata superiore agli obiettivi regionali, ovvero all'84%. Questo coniuga la politica di sviluppo di Neotalia con la politica dei comuni, che devono credere fortemente nell'economia circolare e nella raccolta differenziata.